Prodotti sugli scaffali che però non si possono acquistare. Sono numerose le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, alcune corredate da foto come questa, chiaramente riferite alla cancelleria. Una limitazione in questo caso anche alla didattica che, seppur tra mille difficoltà, molte famiglie stanno comunque portando avanti a distanza. Ma si parla anche di giardinaggio, batterie stilo, fino ad arrivare in alcuni casi a prodotti per l'igiene personale e per la casa. Tutto esposto ma non in vendita perché il decreto governativo indicherebbe distribuibili solo prodotti alimentari. Eppure questi prodotti servono come per certi versi più degli altri per un provvedimento che le organizzazioni dei consumatori puntano a far cambiare rapidamente, iniziando dalla grande distribuzione. E risulta anche a noi la settimana scorsa, esattamente sabato, alcuni supermercati non davano accesso ai prodotti di igiene. Anche perché in realtà non c'è una legge che blocca la distribuzione. Non c'è, perché tutti i negozi che hanno come dire, la possibilità di restare aperti hanno la facoltà di vendere i loro prodotti. Nel frattempo, anche per raccogliere esempi pratici, le associazioni chiedono ai cittadini collaborazione. Ci telefonino, perché è chiaro che noi possiamo intervenire abbastanza rapidamente, è difficile magari trovarci, ma se hanno un po' di pazienza riescono a contattarci e facciamo gli interventi. Diversa invece è l'indicazione per aumenti non giustificati dei prezzi. Anche in questo caso, sia dai nostri telespettatori che dagli associati arrivano diverse segnalazioni. Più che aumenti dei prezzi di prima necessità abbiamo osservato degli scostamenti. Faccio un esempio molto semplice, che è quello che poi abbiamo seguito. Se 3 giorni fa le arance costavano 1,30 al chilo, ieri erano a 2 euro, oggi sono a 1,50. Faccio fatica a capire, come dire, questa modifica. Qui più che alle associazioni la segnalazione va fatta direttamente alle forze dell'ordine. La cosa da fare è telefonare alla Guardia di Finanza, hanno una disponibilità eccezionale, quindi utilizziamoli.